Oggi a Cortinigella è stato inaugurato il Museo delle Erbe Vive. È un museo, come vedete, all'aria aperta, un museo di erbe vive che presenta quelle che sono alcune delle erbe che si possono utilizzare in cucina, in aromaterapia, ma anche per la cura del benessere, per la cosmesi, o addirittura andiamo a toccare in alcuni punti la parte delle erbe tintorie e addirittura delle erbe magiche e spirituali, anche perché una delle figure a cui si ispira questo museo è Hildegarda di Bingen, che è stata una profetessa che ha vissuto intorno all'anno 1000-1100. Diciamo che non c'è stato un vero e proprio studio scientifico appunto per la cura progettuale di questo museo, ma c'è stata diciamo, la voglia di trovare quella parte di collegamento fra quello che è l'aspetto terreno dell'utilizzo delle piante aromatiche e la parte anche spirituale, insomma, quindi quel collegamento fra la cura del proprio corpo ma anche la cura della propria parte interiore. Cortenigella si può dire che è un agriturismo abbastanza anomalo. Chi viene a passare una giornata, anche poche ore da noi, oltre alla ristorazione, piccola ristorazione, può fare una passeggiata sensoriale in questo Museo delle Erbe che finalmente ha visto la sua realizzazione. Non solo, abbiamo anche un circolo ippico, un circolo che è affiliato Fise, dove si insegna anche lì in modo molto dolce l'approccio con l'animale, l'approccio con il cavallo e il rapportarsi con l'altro. Il messaggio che vogliamo dare noi è proprio questo ritorno e questa riscoperta della natura a tutto tondo, che sia sport o che sia appunto una semplice visita tra erbe e fiori. Alla fine del percorso chi è interessato, chi è rimasto stuzzicato dalla voglia, dalla curiosità di coltivare le erbe a casa propria può tranquillamente acquistare da noi delle piantine per il giardino, l'orto, ma anche semplicemente per il terrazzo, perché non dimentichiamo che le aromatiche, oltre che un aiuto incredibile per la cucina e per la salute, sono bellissime piante ornamentali a bassa manutenzione idrica e anche manuale, quindi si riesce ad avere un bel giardino profumato e fiorito con pochissimo impegno. Ad affiancare questo museo abbiamo anche una piccola pubblicazione curata sempre dal Consorzio Agrituristico e altri partner che hanno sostenuto il progetto, in cui si potrà ripercorrere questo percorso sensoriale, ma non solo, c'è anche un percorso virtuale che si può raggiungere attraverso il nostro sito.